Un libro lungo un giorno, edizione 2017, in occasione della giornata regionale per la lettura. Per il grande inizio leggeranno un passo del loro libro preferito, la Presidente della Regione e gli assessori della Giunta regionale. Presidente, qual è il suo libro? Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un'ampia fortuna debba avere bisogno di una moglie. Per quanto poco si possa sapere circa i sentimenti o i punti di vista di un uomo del genere, al suo primo apparire nel vicinato questa verità è così saldamente fissata nelle menti delle famiglie del circondario da considerarlo di legittima proprietà di l'una o dell'altra delle loro figlie. «Mio caro Mr. Bennet», gli disse un giorno la sua signora, «hai saputo che finalmente Netherfield Park è stato affittato?» Mr. Bennet rispose di no. «Ma è così», replicò lei, «poiché Mrs. Long è appena stata qui e mi ha raccontato tutto sull'argomento». Mr. Bennet non rispose. «Non vuoi sapere chi l'ha affittato?» esclamò la moglie con impazienza. «Tu vuoi dirmelo e io non ho nulla in contrario ad ascoltare». Era quanto bastava. «Allora, mio caro, devi sapere che Mrs. Long dice che Netherfield è stato affittato da un giovanotto con un'ampia fortuna del nord dell'Inghilterra, che è arrivato lunedì in un tiro a 4 per vedere il posto e che ne è rimasto così deliziato che si è immediatamente accordato con Mr. Morris, che ne prenderà possesso prima di San Michele e che qualcuno della servitù ci andrà verso la fine della settimana. Come si chiama? Bingley. È sposato o scapolo?» «Oh, scapolo, mio caro, puoi starne certo, uno scapolo con un'ampia fortuna, 4 o 5.000 l'anno, che bella cosa per le nostre ragazze. E perché mai che c'entrano loro?» «Mio caro Mr. Bennet», replicò la moglie, «come puoi essere così irritante? Lo sai bene che sto pensando di farlo sposare con una di loro». L'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca, una scelta inedita. Sì, il titolo è Cosmonauti, viaggi obliqui tra luna, terra e autismo. Sono racconti brevi di Renata Di Bella e di Rosanna Pravisano. Martina, la famiglia autistica. Come tutti i genitori del mondo, anche noi cerchiamo di dare delle regole a Martina, ma molte volte dobbiamo usare delle storie illustrate per spiegargliele, dato che lei ha una comprensione parziale del linguaggio in entrata ed una piccola proprietà di linguaggio in uscita. In pratica non parla o quasi e capisce solo frasi semplici, meglio ancora se sono singole parole. Nel rapporto tra noi e lei non c'è molto di spontaneo, dato che, se vogliamo che sia serena, dobbiamo ricorrere alle strategie che ci insegnano terapisti e tecnici vari. È una gran fatica, specie quando sei arrabbiato o stanco, morderti la lingua, quando tua figlia fa qualcosa che nelle dinamiche di una normale famiglia provocherebbe un sano urlaccio. La regola che noi apprendiamo prevede invece che lei venga lasciata sola, privandola del contatto visivo, uditivo e tattile. Seguendo questo metodo, che so benissimo che sul lungo periodo funziona, molte volte ho rischiato una sincope da innalzamento della pressione arteriosa, specie quando Martina si dà il suo passatempo preferito, cioè piangere. Non ho capito perché lo fa, se è perché vuole sperimentare sensazioni forti o se effettivamente avverte un disagio o se vuole solo attirare la nostra attenzione. Il fatto è che può andare avanti singhiozzando e lacrimando anche per un'ora. Quando accade devo evitare di parlarle, di guardarla, di toccarla per non concedere quell'attenzione che cerca finché la crisi si spegne da sola. Confesso che non sempre riesco a controllarmi e un bell'urlo alla faccia della teoria lo piazzo, peggiorando, allungando la crisi, così imparo anch'io. Assessore Loredana Panariti, assessore alla ricerca e alla formazione. Italo Calvino, il barone rampante. Si prese uno schiaffo in faccia, a piena palma. Così mi aspettavi? Cosimo si passava la mano sulla guancia rossa e non sapeva cosa dire, ma lei già pareva tornata ben disposta. E com'erano? Dimmi, com'erano? Non come te, Viola, non come te. E cosa sai di come sono io, eh? Cosa sai? S'era fatta dolce e Cosimo a questi passaggi repentini non finiva di stupirsi. Le venne vicino. Viola era d'oro e miele. Di. Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo, e lei conobbe lui e se stessa, perché, pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così. Cristiano Sciauli, assessore all'agricoltura. Momo, Michael Ende è il libro della mia infanzia ed è quello che mi ha fatto amare la lettura. Un deserto di ordine, allo stesso modo scorreva la vita dell'umanità che li abitava, retti fili fino all'orizzonte, perché lì tutto era calcolato e pianificato con esattezza, ogni centimetro e ogni istante. Nessuno si rendeva conto che, risparmiando tempo, in realtà risparmiava tutt'altro. Nessuno voleva ammettere che la sua vita diventava sempre più povera, sempre più monotona e sempre più fredda.
Se ne rendevano conto i bambini invece, perché nessuno aveva più tempo per loro. Ma il tempo è vita e la vita risiede nel cuore, e quanto più ne risparmiavano, tanto meno ne avevano. Maria Grazia Santoro, assessore alle infrastrutture. Sergio Maldini, La Casa Nord-Est. Giunto a 46 anni, Marco Gregori, giornalista della televisione, pensò di farsi una casa in campagna. Egli abitava a Roma, ma serbando ricordi non volgari del Nord-Est, in cui aveva trascorso la giovinezza ed era nata sua madre, decise che proprio a Nord-Est avrebbe esteso le sue ricerche. A dire il vero aveva visto qualcosa in Toscana, nelle zone del Chianti e della Maremma. I paesaggi erano come ravvivati da un pettine, ben impaginati, anche se aspri e rugginosi talvolta. E Marco non trovava nulla da eccepire alla bellezza ormai storica di quei luoghi. Tuttavia, riflettendo sul modo di passare i pomeriggi e chiedendosi cosa farò, andrò a Cecina, si spaventò. I pomeriggi a Cecina evadevano dall'idea che gli nutriva di un corretto soggiorno campestre. Ma esisteva una ragione più seria che lo rendeva perplesso sulla scelta della Maremma. Sembrava a Marco che la Maremma, continuando verso settentrione la costa occidentale italiana, ne perpetuasse quella che egli stimava la sua vecchiezza mediterranea, con effetti deprimenti su chi doveva stabilirsi. Distingueva insomma fra Italia Ovest e Italia Est. La prima stanca, sapiente, piena di cimiteri etruschi che lo immalinconivano. La seconda meno ricca di ruderi e perciò ottimista, improntata a una più forte solidarietà umana. Inoltre, a est l'aria era molto luminosa. Vi sorgeva il sole che, splendendo sull'Adriatico, lo tagliava con una riga celeste nel baratro dell'orizzonte. Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione, qual è il suo libro? Il mio libro è Io sono Achille, David Malouf, un autore australiano, e che rilegge con tutta la sua potenza l'Iliade e parte con Achille che da 9 anni è lì, inverni, estati, su quella spiaggia, ed inizia così. Il mare ha tante voci. La voce che quest'uomo aspetta di udire è la voce di sua madre. Alza la testa, si volta verso l'aria fredda che spira dal golfo e ne avverte il sapore salato sul labbro. La superficie del mare si gonfia e luccica, un lustro azzurro argenteo, una membrana ridotta a una sottile trasparenza dove un tempo, per 9 lune, era rimasto sospeso, raggomitolato nel sogno che precede l'esistenza, ed era stato cullato e consolato. Ora si accovaccia sul declivio di ciottoli lungo la riva, raccoglie il mantello tra le cosce, il mento chino, le spalle curve, attento. A volte il golfo imburrasca, le sue voci così alte nella testa che pare di essere immobili in mezzo alla battaglia. Ma oggi, nella luce dell'alba, è quasi stagnante. Piccole onde serpeggiano ai suoi piedi fino ai calzari, poi zampillano via con un crepitio, mentre i sassi levigati si staccano e rotolano lontani. L'uomo è un combattente, ma quando non combatte fa il contadino. La terra è il suo elemento. Un giorno, lo sa, vi farà ritorno. Tutte le particelle, miracolosamente riunite alla sua nascita per formare proprio queste mani, questi piedi, questo avambraccio muscoloso, si separeranno e andranno di nuovo ciascuno per la propria strada. È un figlio della terra, ma da sempre, nell'altra sua natura, è attratto dall'elemento della madre. Ma ciò che, in tutte le sue molteplici forme, come oceano, pozza, ruscello, è mutevole e immateriale, da ciò che in un istante di quiete accoglie il riflesso di un volto, di un albero frondoso, ma nulla trattiene e non può essere trattenuto. Paolo Panontin, assessore alle autonomie locali. Io, se posso, citerò 3 passaggi di 3 libri diversi. Sono una trilogia di Daniel Pennac, Il paradiso degli orchi, La fata carabina e La prosivendola. Gli orari della vita dovrebbero prevedere un momento preciso della giornata in cui ci si potrebbe impietosire sulla propria sorte. Un momento specifico, un momento che non sia occupato né dal lavoro, né dal mangiare, né dalla digestione, un momento perfettamente libero, una spiaggia deserta in cui si potrebbe starsene tranquilli a misurare l'ampiezza del disastro. Con queste misure davanti agli occhi la giornata sarebbe migliore, l'illusione bandita, il paesaggio chiaramente delineato,
ma se si pensa alla propria sventura tra due forchettate con l'orizzonte ostruito dall'imminente ripresa del lavoro, si prendono delle cantonate, si valuta male, ci si immagina messi peggio di come si sta, qualche volta addirittura ci si crede felici. Dalla fata carabina, pianga Malusen, pianga in modo convincente, sia un buon capro. E l'ultima, la prosidendola, mi stia a sentire Malusen, l'ho assunta come capro espiatorio perché si beccasse le piazzate al posto mio, perché subisse le grane con un piantino al momento giusto, perché risolvesse l'irrisolvibile, spalancando le sue braccia di martire. In poche parole, perché lei si facesse carico. E lei si fa carico in modo straordinario. Nessuno al mondo potrebbe farsi carico meglio di lei. E sa perché? Me l'aveva spiegato 1000 volte. Perché secondo lei era un capro espiatorio nato. Ce l'avevo nel sangue, una calamita al posto del cuore da tirare le frecce. Ma quel giorno aggiunse dell'altro. Non solo, Malusen, c'è un'altra cosa, la compassione, ragazzo mio. La compassione, lei ha un vizio raro, compatisce. Poco fa soffriva al posto del gigante infantile che faceva a pezzi i miei mobili e capiva talmente bene la natura del suo dolore che ha avuto l'idea geniale di trasformare la vittima in carnefice. Lo scrittore respinto in critico onnipotente. Era proprio quello di cui aveva bisogno. Solo lei può sentire cose tanto semplici. È il nostro Malusen, ragazzi.